stiamo anche visionandosi su situazioni un po' complesse, un po' difficili. C'è una legge regionale che ha assegnato alla Fondazione Musicale Santa Cecilia 700.000 euro. Eravamo arrivati, dopo una polemica strumentale durante la campagna elettorale, a chiudere seriamente tutte le attività in maniera positiva, avvicinandosi alla gestionabilità dell'attività, e a 15 giorni fa circa la Regione ci ha tagliato il 50%, quindi da 700 ce ne ha dato 350. Ce lo ha comunicato dopo che la scuola di musica è stata avviata, dopo che la stagione teatrale è già stata avviata, e quindi oggi si ripropone di nuovo il problema di una difficoltà adesso a recuperare in termini di relazioni con la Regione Veneto questa 350.000 euro. Noi pensavamo una riduzione del 10-20%, perché tutti stanno riducendo le spese perché la crisi c'è, è reale, non vogliamo nasconderla. Toglierci 350.000 euro dopo che ci aveva chiesto non so quante relazioni, non so quante progettualità rispetto sia al teatro che alla scuola, trovarsi in questa situazione, adesso questo ci pone una serie di problemi che stiamo cercando di affrontare. Non abbiamo ancora fatto esplodere in maniera pesante all'esterno, perché vogliamo tentare con l'assessore e con i gruppi consigliari di trovare una soluzione, perché se ce lo diceva a giugno forse potevamo impostare una stagione teatrale magari più contenuta, la scuola di musica potevamo fare alcuni ragionamenti con i genitori, con gli insegnanti, con la Regione Friuli, con gli altri comuni, perché su 400 alunni, che tanto quest'anno sono aumentati di 100, solo una parte minima sono di Portogallo, ma il resto sono di tutto il territorio. Quindi i conti che noi stiamo facendo adesso, in questo periodo, sono molto complessi e molto difficili. Quindi